Vai giù di corda, Mattia, vai giù di corda. Si sono concluse nella notte le operazioni di varo del blocco centrale del nuovo viadotto di collegamento al Bosco dello Sport. Abbiamo varato l'opera più importante, il ponte che collega il raccordo Marco Polo, l'autostrada del raccordo Marco Polo con tutta la viabilità che porterà allo stadio, all'arena, creando così la fluidità nel traffico e l'accesso migliore a questa nuova importante infrastruttura. L'intervento nella zona del raccordo autostradale che conduce all'aeroporto Marco Polo è stato articolato in 3 fasi: sollevamento del concio, trasferimento tra 2 gru impegnati nella manovra e il posizionamento definitivo sui pilastri. Al peso di 240 tonnellate e viene varato con l'utilizzo di 3 gru sincronizzate di grande portata. Presa e sollevamento con 2 gru posizionate lato ovest che traslano il manufatto fino al centro dell'autostrada, che corrisponde con il punto di presa della terza gru posizionata nella dorsale est. L'opera rientra nell'appalto dedicato al completamento della nuova viabilità Tessera Aeroporto che, avviata nel maggio 2024, ha già raggiunto un avanzamento di circa il 70%. La produzione in stabilimento ha richiesto circa 8 mesi, mentre alle operazioni di varo hanno lavorato una ventina di operai specializzati, supportati da 3 autogru di grande portata. A seguire le operazioni erano presenti il vice sindaco Andrea Tomaello, i presidenti della quinta e 10ª commissione Alessio De Rossi e Matteo Senno, oltre al presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato. La settimana prossima procederemo a installare il terzo elemento, che pesa 310 tonnellate, e quindi il manufatto nella sua configurazione finale sarà ultimato.